Innovazione e ricerca sono il futuro del Veneto. A sostenerlo è la candidata del centro-sinistra alla presidenza della regione, Alessandra Moretti, secondo cui il Veneto riceverà dall'Europa 600 milioni di euro nell'ambito del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020. Con queste risorse, dice, occorre valorizzare la ricerca. Si tratta di un asse strategico per il nostro futuro. Peccato, prosegue Moretti, che la Regione abbia deciso di investire solo 103 milioni sui 600 disponibili in materia di sviluppo tecnologico e innovazione. Troppo poco. In base all'indice di competitività europeo, il Veneto ha perso 20 posizioni nel giro di pochi anni. Ora è al 158 posto su un totale di 262 regioni della Comunità Europea. Un dato su tutti: nel 2011 gli investimenti a favore della ricerca sono stati pari all'1,03% del PIL regionale, a fronte di una media europea del 2,04%. La crisi economica, conclude la candidata, deve far ripensare il ruolo del capitale pubblico, che deve essere impiegato per incentivare e far leva su quello privato. Il partenariato pubblico-privato può diventare una grande opportunità al fine di reperire le risorse necessarie per implementare la ricerca di base e applicata.